Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda l'informazione su Friuli TV con Mixed, l'analisi della cronaca politica della settimana in Friuli Venezia Giulia. Già collegato con noi Enzo Cataruzzi, oggi in versione ferma immagine perché chiaramente le linee internet come sempre sono molto veloci in Oggi Friuli sono un Venezia po', Giulia. Ecco, e oggi sono un po' balorde, come si oggi sono un dice, po' no? birichine. Sono un po' birichine. Comunque l'importante è che Enzo c'è, lo sentite. Allora, innanzitutto Enzo, ben ritrovato. E io direi di partire subito con la politica nazionale e parlare del MES, tassi, BCE, no? Sì, diciamo che c'è un braccio di ferro fra il governo italiano e la BCE, no? Il nodo è un po' rischioso perché comunque lo si guardi, la sfida, diciamo così, aperta dalla Commissione europea fatta dalla Meloni sul MES e soprattutto se l'è presa molto con la BCE, la Presidente Lagarde, per il rialzo sui tassi di interesse che come misura anti-inflazione lei dice è come curare un malato che poi morirà, perché così la cura è peggio del resto, no? Per cui questa è una mossa molto complicata nel pacchetto che vuole avviare con l'Europa, che fa parte un po' di un meccanismo particolare. Lei vuole mettere vicino il meccanismo del MES, vuole mettere vicino altre questioni, l'immigrazione e via dicendo, e per cui è iniziata una fase molto delicata, molto interessante però per la politica europea, in quanto lei sa che i sondaggi sul centrodestra stanno salendo, che il Partito Popolare Europeo potrebbe spostare l'asse e quindi tenta questa carta per una mediazione importante. È chiaro che siamo in uno snodo molto delicato e per cui vedremo come va a finire. Certamente il rialzo dei tassi anche nella nostra regione ha dei riverberi. Proprio oggi c'era un'intervista del presidente regionale della Confindustria dove praticamente dice che sì, noi teniamo ancora, però è molto rischioso, si potrebbe entrare in una recessione. Certamente chi ha mutui, chi ha contratto di mutui per acquistare case, per fare lavori, eccetera, è un po' su chi va là. E questo anche la Certo. nostra economia regionale ne risentirà. Anche se dobbiamo dire a onor del vero che la regione fino adesso ha fatto il possibile, è intervenuta abbastanza bene su questa situazione. Bisogna vedere se i mercati, che la fanno da padrona, perché è inutile dire qui comandano i mercati, ci daranno una mano. Ecco, E lì sono questo. perfettamente d'accordo Ecco, con poi te. da registrare che Mm. sempre in regione, da registrare che pende una cosa importante, pende il ricorso che hanno fatto insieme Liberi, che attendono di sapere se hanno 2 seggi o meno. Naturalmente il TAR, che non è esaustivo al momento, perché poi ci sarà anche un ricorso anche in altra sede al Consiglio di Stato, ma se dovesse dar ragione insieme Liberi, l'Open FVG rimarrebbe senza candidato in regione, quindi senza ONSEL, l'ex sindaco di Udine, e poi perderebbe un pezzo anche il patto per l'autonomia. Quindi non è una cosa da poco perché verrebbe a cambiare un po' tutti i connotati della minoranza. Ecco. Mm. Poi ci potrebbe essere anche un riconteggio per quanto riguarda anche la maggioranza, no? Qualcuno dice, no? Perché si innesca una sorta di domino, no? Un effetto domino. Ma sì, potrebbe essere, si dice anche in ambito di Forza Italia, no? Potrebbe essere Mm. anche perché ci sono pochi voti che, diciamo così, dividono i due candidati, Zanin che è stato escluso, Novelli che è entrato, come qui 77 voti per Insieme Liberi e il resto. Staremo a vedere, ma queste sono cose molto lunghe che si trascinano nel tempo, che poi alla fine lasciano il tempo che trovano, perché alla fine forse trovano qualche soluzione bonare, si sa, insomma. Escamotage. Però c'è sempre un patema d'animo, quindi Certo. ci sono anche delle prospettive Giusto per tenere un personali po', intorno. giusto per Ecco, tenere un po' sì. l'asticella alzata, no? Come si dice in questi casi. Ecco, la questione Senti, economica, mm, diciamo così,
va molto bene per quanto riguarda il turismo, voi vediamo il Battasi è partito, ma diciamo che il turismo nostro usufruisce anche di un trend nazionale che veramente a livello europeo e mondiale sta montando molto in tutte le regioni d'Italia, e soprattutto noi che abbiamo avuto anche degli avvenimenti, Giro d'Italia, ma poi eventi nelle località balneari, e non ultimo anche, dobbiamo dire, Gorizia 2025, che attira molti stranieri, insomma, no? Questo dobbiamo dirlo. Oltre che la stagione che molti vogliono ripartire, perché dopo un anno di pandemia, insomma, la gente vuole uscire, insomma, e naturalmente anche qui si indebita con i mutui. Come si vede, la situazione è molto, ma molto fluida. Insomma, secondo te bisogna guardarla dal bicchiere mezzo pieno più che mezzo vuoto, insomma, questo è un po' il Diciamo mezzo concetto. pieno, dobbiamo essere sempre ottimisti, come dico io, le disgrazie vengono da sole, dobbiamo essere sempre ottimisti. E abbiamo sentito anche gli operatori economici che danno forza, no? Anche perché c'è un paradosso, pur ripartendo la situazione economica, non si trovano operatori in nessun ambito, né nell'ambito metalmeccanico, né nell'ambito dei servizi, né nell'ambito del turismo, del commercio. Quindi c'è qualcosa di veramente incredibile, no? Perché tutti, io conosco molti operatori, dicono sì, noi abbiamo, qui la gente viene preparata e dice ma no, assolutamente non voglio essere messo in regola, dammi così, vengo sabato, domenica non se ne parla. Quindi è cambiato il paradigma del mondo del lavoro, del mercato del lavoro è cambiato, e questo secondo me dovrebbe essere veramente il fulcro di una nuova politica regionale che in qualche modo deve interrogarsi. Si interroga tutta Europa, ma noi in Friuli siamo sulla crina, insomma, dobbiamo stare molto ma molto attenti, anche perché abbiamo una popolazione molto, diciamo, vecchia, e per cui è evidente che sì, questo è il problema, ecco, in sostanza. Senti, volevo chiederti, rimanendo su questo tema, perché è un tema molto importante e d'attualità in questo momento, il fatto che molti giovani, tra parentesi, non accettino i contratti di lavoro, perché in certi casi sono anche contratti veramente da quarto mondo, più che da terzo mondo, ma in certi Da fame, casi diciamo, magari da c'è fame. sì, è da quarto mondo, e in certi casi magari manca quello spirito che avevamo magari durante le nostre Sì, generazioni, che ci si accontentava di poco pur di andare a lavorare per cominciare a imparare, no? Giustamente, magari come hanno fatto i giusto. nostri genitori, eccetera, che in quella volta non è che avevano, non so, il reddito di cittadinanza piuttosto che altri, oppure i nonni che mantenevano, no? Per cercare di portare avanti i bisogni del proprio figlio o nipote. Ecco, secondo te questo fatto è dovuto a una situazione un po' particolare? È vero che il mondo gira, le cose vanno avanti, eccetera, però forse perché i giovani d'oggi sono troppo abituati bene, e dunque sono abituati bene a mantenere un certo standard di vita e non sono abituati a fare una retromarcia e capire che 1 + 1 fa 2, cioè accontentarsi di quello che passa. Ma io credo che ormai, diciamo, non sono abituati a fare sacrifici, no? A rinunciare, alla rinuncia. Tra parentesi, un giovane, anche magari laureato, ecco, spera di entrare subito nel mondo del lavoro con uno stipendio importante, la gavetta non la vuol fare, e per cui sono certi lavori che naturalmente sono ad appannaggio di altre persone che entrano in Italia, che pur di scalare la scala sociale entrano e fanno qualsiasi cosa, no? Poi vediamo anche gli immigrati che vanno dall'est o dall'ovest, laureati, eccetera, partono magari a fare l'imbianchino, poi improvvisamente vediamo che mettono su anche un'azienda e ad assumono gli italiani, è un paradosso, insomma, no? Nel senso che non sono abituati al sacrificio. Non solo, qualcuno dice che il reddito di cittadinanza ha rovinato il mercato del lavoro. Io penso che in qualche modo ha delineato una brutta situazione, nel senso che uno si aspetta che i soldi arrivino a casa, e magari chi ha veramente bisogno è messo alla stregua di chi magari non ha bisogno ma non ha voglia di lavorare. Quindi c'è un problema veramente importante su questo. Naturalmente non si può dare la croce tutto agli imprenditori, ma bisogna anche interrogarsi che qualcuno vuole il sussidio e cui un aiuto, e quindi c'è una via di mezzo in sostanza, no? Certamente, come dicevo prima, la politica del mercato del lavoro dovrebbe essere messo al centro della situazione. Ormai certi lavori nessuno li vuole fare.
l'edilizia, per esempio, non trova più della gente che va a lavorare nei cantieri, ma tutta gente che viene dalla Croazia, dalla Slovenia, dalla Tunisia, eccetera, eccetera. Friulani non se ne parla più, noi che eravamo il re del mattone non ce ne vanno più. È chiaro che molti hanno scalato la scala sociale, quindi sono ingegneri, architetti, tutto quello che si vuole. Però alla fine anche i giovani non fanno neanche 3 mesi, neanche un anno, non si adeguano in sostanza, e questo è un grande cruccio anche per il mondo dell'impresa, del lavoro, e oserei dire anche per il sindacato, che ormai sta difendendo un po' lo status quo, cioè chi lavora, i pensionati, e non cerca le nuove leve, che in qualche modo non sanno neanche che cosa è il sindacato in sostanza. Ecco, questo è un problema molto grosso. Perfettamente d'accordo con te. Senti, andiamo a chiudere invece per quanto riguarda Udine. Ci sono importanti novità per il centro storico, in particolare per coloro che non sono magari abituati a fare la passeggiata a piedi, ma a usare i veicoli a 2, 4 e via ruote, no? Ma mi pare che hanno riaperto lo ZTL, i varchi in sostanza, c'è una serie di bonus per chi c'era prima, in sostanza. Piano piano i varchi sono stati riaperti, i controlli ripartono, l'aveva detto anche l'assessore Marchiol che doveva cambiare un po' il paradigma che riguarda la viabilità, eccetera, e quindi diciamo così che Udine si avvia alla stregua delle grandi città, no? Come Milano, Roma, eccetera, però abbiamo 100.000 abitanti scarsi in sostanza, no? Forse è un po' eccessivo. Certamente si lamenteranno i commercianti, si lamenteranno chi andrà a portare, diciamo, i servizi, eccetera, ma mi pare che hanno trovato una soluzione dove una serie di bonus, una serie di proroghe per chi in qualche modo entrerà, in modo piano piano che uno dovrà adeguarsi piano piano. È una novità che sapevamo che veniva messa in cantiere, perché la precedente amministrazione aveva bloccato i ricorsi e quindi i contenziosi erano nell'aria. Adesso ci sono i contenziosi da finire e poi una nuova governance, diciamo così, della viabilità. Mi sembra che questo sarà il trend, ecco. Perfetto. Senti Enzo, la prossima volta la prossima puntata io direi di tenere un attimo il focus puntato sulla questione dell'acciaieria nella Bassa Friulana, perché da quello che si sente in giro, insomma, i sindaci si stanno sempre di più alleando fra loro, indifferentemente dalle posizioni politiche di cui appartengono, di appartenenza, insomma, qualcosa potrebbe nascere, no? Nel giro di qualche giorno. Certamente, sicuramente un comitato nascerà, perché qui abbiamo anche gli ambientalisti che stanno muovendo, e naturalmente adesso che la stagione, diciamo così, è la bella stagione, qualcuno dimentica, magari si va avanti così, si farà, non si farà, si dice la politica è ferma, ma non è vero, perché in qualche modo le grandi, diciamo così, prendiamo Marano, prendiamo Grado, cioè tutti i primi cittadini sono un po' preoccupati, no? Perché poi ci sono anche degli step, no? Non è che partirà subito, c'è un progetto, c'è un'idea, però bisogna vedere se si aprirà questo dibattito. Certamente io sento che i primi cittadini sono agguerriti e ben disposti a fare una battaglia con chi di dovere, insomma, vediamo cosa succede. Vediamo la parola della regione, che è molto, ma molto importante, perché l'imprenditore, chiaro, ha messo a disposizione quello che ha per fare quello che in qualche modo l'imprenditore fanno, in sostanza. La regione in qualche modo deve dire che cosa vuole, ovvero deve farci capire se noi saremo una regione votata, come si dice, da una parte al turismo, eccetera, o se invece riprendiamo questo progetto industriale, seppur green. Perfetto, grazie Enzo Cataruzzi, grazie a voi amici e amiche alla visione e all'ascolto. Per quanto riguarda questa puntata è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con Mixed, la cronaca politica a cura di Enzo Cataruzzi. Mandi e alla prossima. Mandi a tutti.